Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto Gloria a te Cristo Gesù, che troviamo al numero 7. Gloria a te Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, vita del mondo, umile servo fino alla morte, doni alla storia nuovo futuro, solo in te pace e verità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Sia lode a te, pane di Dio, pur il tuo sangue sazi la fame d'ogni vivente, solo in te pace e unità. Amen, alleluia. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai. Gloria a te, presto verrai, sei speranza solo tu. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di gioia, pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi la Chiesa fa memoria di Sant'Agata, vergine e martire. Agata fu martire a Catania, in Sicilia, probabilmente durante la persecuzione di Decio nel 250. Il suo culto iniziò a diffondersi nel secolo V, quando Papa Simmaco le dedicò una basilica in via Aurelia. L'anniversario della sua morte è ricordato il 5 febbraio nel Martirologio. E prima di accostarci a celebrare questa Eucaristia, ci riconosciamo bisognosi della misericordia, del perdono del Signore. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi pietà di noi. Cristo, che fai festa per ogni peccatore che si pente, abbi pietà di noi. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia, e per intercessione di Sant'Agata, Vergine e Martire, per sempre ti fu gradita, per la forza del martirio e la gloria della verginità, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei casati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè il 7° mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca del Signore con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Nell'arca non c'era nulla se non le 2 tavole di pietra che vi aveva deposto Mosè sull'Oreb, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret
e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. È parola del Signore. Gesù annunciava il regno di Dio. Che cos'è questo benedetto regno di Dio? Credo sia la prima domanda che possiamo farci, anzi dobbiamo farci. E credo che la risposta la troviamo nelle parole seguenti. Il regno di Dio è quella potenza, quella forza che Gesù ha in sé, che riesce a guarire ogni sorta di malattia e di infermità. È venuto non a guarire, ma è venuto a salvare. Guarire vuol dire guarire da una malattia. Salvare, portare la salvezza, vuol dire dare senso profondo, pienezza e gioia di vivere nella vita di ognuno di noi. Ecco allora l'annuncio del regno di Dio in mezzo a noi. Anzi, in un altro passo del Vangelo troviamo che il regno di Dio non è intorno a noi, ma è dentro di noi. È dentro la storia di ognuno di noi. Fa parte di quella storia che ognuno di noi sta costruendo nella sua vita. E lì, in quella storia, c'è la presenza del regno di Dio. Quindi c'è la presenza di Dio stesso. Allora, cosa è venuto a portare Gesù sulla faccia della terra? È venuto a portare la possibilità di vivere bene la nostra vita, di dare senso profondo al nostro vivere. Lui l'ha fatto. L'ha fatto, se prendiamo le pagine del Vangelo, il suo intento nella sua vita, il suo programma della sua vita, che cosa è stato? È stato quello di eliminare tutte quelle situazioni pesanti della vita dell'uomo. Quando ha proclamato il suo programma di vita nella sinagoga di Nazaret, ha detto: sono venuto a dare la vista al cieco, al zoppo poter camminare diritto e proclamare un anno di liberazione, un anno di grazia di Dio. Ecco l'annuncio che è venuto a portare. Lui è riuscito veramente, perché come abbiamo sentito in questa pagina del Vangelo, tutti accorrevano a lui. Perché? Perché sapevano che solamente nel toccare il lembo del mantello di Gesù avevano la possibilità. Non andiamo a cercare miracoli, era forza che usciva da Gesù e forza che Gesù dava a tutte quelle persone che incontrava. Quando Gesù compiva, fra virgolette, un miracolo, si rivolgeva a quella persona e diceva: la tua fede ti ha salvato, la tua forza che è dentro di te ha la possibilità di ridarti la gioia e la profondità di vivere. Allora possiamo chiedersi: e noi? E noi? Credo che nelle ultime parole di questa pagina del Vangelo troviamo la risposta anche per noi. Si avvicinavano a Gesù per toccare almeno il lembo del suo mantello,
Forse potremmo essere anche noi lembo di quel mantello. Lembo di quel mantello che vuol dire dentro di noi avere la forza di poter aiutare chi è vicino a noi. L'abbiamo sentito in modo particolare nel Vangelo di ieri, quel Gesù che prende per mano la suocera di Pietro e la fa alzare. Ecco, quel lembo di mantello è quella forza che abbiamo ognuno di noi per aiutare quel fratello o quella sorella che ha bisogno del nostro sostegno, che ha bisogno di un po' della nostra forza, che ha bisogno di un po' della nostra speranza, di quella certezza che Dio è presente in noi. Ecco allora che anche ognuno di noi, nessuno escluso, ha questo impegno di annunciare il regno di Dio, di annunciare questo Dio che è venuto a salvarci, a portarci la possibilità per vivere profondamente, gioiosamente, serenamente la nostra vita. Che Gesù ci aiuti. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi segno di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Agata ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo la mirabile opera della sua provvidenza, che ci richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni che per lui prepari nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo,
il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Luigi e Rina, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il nostro Santo Leopoldo, Sant'Agata, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora ci rivolgiamo a Dio, che è nostro Padre, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Niente ti turbi, niente ti spaventi. 210. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato fra i santi la beata Agata con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male
per raggiungere la gloria del cielo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti. Vergine Santa 168.